È accaduto attorno alle 7 di questa mattina in via Grande a Cassola. Due autovetture stavano transitando nel senso opposto quando una delle due, per evitare di collidere con un ragazzo in bicicletta, si è spostata al centro della carreggiata. L'automobilista ha sterzato improvvisamente andando a scontrarsi con l'auto che arrivava in quel momento. L'impatto è stato piuttosto pesante ed è avvenuto proprio al centro del passaggio a livello dove notoriamente la strada si restringe. Nessun ferito per fortuna, soltanto lievi escoriazioni per uno dei due automobilisti che è ricorso alla cura dei sanitari in un secondo momento. È stato reso obbligo di deviazione del traffico, la chiusura delle sbarre come emergenza in un sistema automatico delle ferrovie. La linea Bassano-Venezia è stata così interrotta per almeno 2 ore, quando anche l'ultima operazione è stata portata a termine, ovvero la pulizia del manto stradale, visto che vi è stato lo sversamento del liquido dal motore. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Bassano unitamente ai colleghi di Romano De Zerino.